Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. È morta Maria Cristina, la professoressa che denunciò lo scandalo referti in ritardo all'ASP di Trapani. I suoi risultati arrivarono quando il tumore era in uno stadio avanzato. Una donna divenuta suo malgrado simbolo di mala sanità. A Palermo Asia aveva già denunciato prima dello stupro del Foro Italico altri 2 giovani, sempre per violenza sessuale. Ora sono stati rinviati a giudizio. Lunedì la perizia su un audio della giovane. Presto a casa, sono in volo verso la Turchia le 2 attiviste siciliane bloccate da Israele sulla seconda flottiglia diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Catania, raffica di multe e sequestri di mezzi a 2 ruote in piazza Università, in azione gli agenti e la polizia municipale. Partiranno a Catania a gennaio i lavori di riqualificazione a San Cristoforo, nuovi arredi urbani, verde, impianti di illuminazione in via Playa nel tratto tra via Plebiscito e piazza Caduti del Mare. Ragusa Ibla, acrobati, clown e giocolieri al Festival Internazionale degli Artisti di Strada. Calcio, rifinitura del Catania in Campania per affrontare al meglio la trasferta di Giuliano. Il tecnico toscano può contare sul recupero di diversi giocatori. Prima convocazione per Rolfini. Palermo, sosta di campionato ma lavoro intenso per il rosanero in vista del match contro il Modena. Si ferma Bani, per lui un mese di stop. Bentrovati, è morta la professoressa Maria Cristina Gallo, la donna di Mazara del Vallo divenuta suo malgrado simbolo di mala sanità. La sua denuncia scoperchiò lo scandalo referti in ritardo all'ASP di Trapani. Il suo referto arrivò 8 mesi dopo, quando il suo tumore era in uno stadio avanzato. Ne è scaturita un'inchiesta con 19 indagati, tra loro diversi medici. I funerali verranno celebrati domani in cattedrale a Mazara del Vallo, dove sarà lutto cittadino. Laura Spanò. Addio alla professoressa di Mazara Maria Cristina Gallo, 56 anni. Fu lei che denunciò i ritardi negli esami istologici all'ASP di Trapani, che portò alle dimissioni dell'allora commissario Ferdinando Croce. Quando arrivò il referto che la riguardava, ben 8 mesi dopo la biopsia, quegli esami evidenziarono metastasi diffuse. Grazie al suo esposto è scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente. 19 sono gli indagati, 17 i capi di imputazione. L'inchiesta riguarda i ritardi nella refertazione di oltre 3.300 esami istologici che hanno portato a 352 diagnosi di tumore tardive. La professoressa Gallo è diventata suo malgrado simbolo di mala sanità. Pochi mesi prima di morire aveva inviato un messaggio al deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, che fece diventare un caso politico la vicenda. Speriamo, scriveva la prof, tutto questo possa servire a cambiare le cose per i nostri figli e per chi non ha voce. Maria Cristina però non chiedeva vendetta, voleva solo giustizia. I funerali domani alle 10:30 in cattedrale. Sono tanti i messaggi di cordoglio e di condanne che arrivano dalla politica. È una storia che ti fa vergognare di essere italiano, dice Calenda, leader di Azione. Ha combattuto contro l'indifferenza e i ritardi, contro quel rimpallo di responsabilità che uccide più della stessa malattia, scrive Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva. Il deputato del Movimento 5 Stelle Daniela Morfin ricorda invece il suo coraggio di denunciare. E per un'altra diagnosi di tumore arrivata in ritardo, la Corte d'Appello di Palermo ha respinto il ricorso dell'ospedale Villa Sofia e ha confermato un risarcimento di 30.000 euro alla famiglia del paziente deceduto per lesione del diritto fondamentale alla salute. E restiamo a Palermo. Asia Vitale aveva già denunciato prima dello stupro del Foro Italico altri 2 giovani, sempre per violenza sessuale. Ora sono stati rinviati a giudizio. Intanto l'audio in cui la ragazza avrebbe fornito una nuova versione dei fatti avvenuti sarà al vaglio dei periti lunedì. Marco Gulla. Ancora una volta il nome di Asia Vitale viene legato ad abusi e tentativi di stupro. È sempre il Foro Italico, ma non il cantiere abbandonato dove nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023 Asia Vitale denunciò di essere stata stuprata da 7 ragazzi. Stavolta il punto è diverso. La Procura per i minorenni ha chiuso l'inchiesta nei confronti di 2 adolescenti, Samuele e Melo, che all'epoca dei fatti avevano 15 anni e 17. La ragazza, oggi 21enne, infatti, quando aveva parlato dello stupro del 7
luglio aveva raccontato anche un episodio precedente dicendo di essere stata avvicinata dai due e poi costretta a subire abusi e sempre nella stessa zona della città. I due ragazzi andranno a processo e si tratta del terzo processo per stupro che vede la donna come vittima di abusi, un fatto che si aggiunge alle ultime rivelazioni carpite ad Asia Vitale di nascosto mentre parlava al telefono con il conduttore di un podcast locale. La ragazza avrebbe affermato di essere stata consenziente durante quella sera di luglio, ma ha poi smentito categoricamente di avere fatto quelle rivelazioni al conduttore. Smentite su smentite fino alla denuncia per aver inseguito con un coltello il fidanzato. Sono ultime ore di speranza a Favara per trovare Marianna Bello, travolta dal nubifragio. Domenica le ricerche si fermeranno. Dal fango sono emersi alcuni oggetti personali della donna, ma il corpo di Maria Bello non è stato ancora trovato. Il sindaco segue costantemente le ricerche e chiede adesso lo stato di calamità. Davide Sardo. Ore decisive a Favara per ritrovare il corpo di Marianna Bello. Le ricerche, ormai agli sgoccioli, si concluderanno domenica. La città attende una risposta. Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile al lavoro senza sosta. I cani molecolari dei carabinieri di Firenze, due pastori tedeschi specializzati nella ricerca di cadaveri, hanno setacciato ogni angolo. Controllate le condotte fognarie, le campagne, le vasche di raccolta e i pozzetti più nascosti. Tutto passato al setaccio. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati alcuni oggetti appartenenti alla donna, una borsa, una scarpa e il suo telefono cellulare, indizi preziosi che però non hanno ancora portato al ritrovamento del corpo. In mare, le motovedette della Guardia Costiera continuano a perlustrare le acque da Realmonte fino a Licata. Un fronte vastissimo, battuto metro dopo metro. Il sindaco Antonio Palumbo segue ogni giorno da vicino le operazioni e ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità per i danni del maltempo che hanno rallentato le ricerche. Domenica lo stop alle operazioni, poi resteranno le domande e la speranza di una verità che possa dare finalmente pace a Marianna e alla sua comunità. Sono in volo verso la Turchia le due attiviste siciliane bloccate da Israele nella seconda flottiglia diretta a Gaza. Sentiamo Eva Spampinato. Elisabeth Di Luca, Laura Cardile, le due donne siciliane e gli altri attivisti della Freedom Flottiglia che ieri hanno firmato il foglio per il rilascio immediato sono in volo verso l'Italia. La notizia è arrivata in tarda mattinata dopo ore di apprensione, ansia e notizie frammentarie che arrivavano da Israele e dagli uffici della Farnesina. A confermarla la sorella di Elisabeth, Palma Di Luca, e la nipote che tiene costantemente aggiornati anche i canali social. Nel volo partito dall'aeroporto di Ramon Eliat in Israele ci sono 7 dei 9 italiani che erano detenuti in un carcere di massima sicurezza di Tel Aviv. Arriveranno a Istanbul, in Turchia, alle 15 ora italiana. Poi Elisabeth proseguirà in un volo diretto a Roma Fiumicino, pagato dalla sua famiglia, dove atterrerà alle 18:20. Mia sorella è un'educatrice in contesti di emergenza e la causa palestinese è da più di 20 anni che le sta a cuore. Palma Di Luca traccia un ritratto della sorella, pacifista ed educatrice, da sempre impegnata per la causa palestinese. La prima laurea a 20 anni. La prima laurea che ha preso in scienze per la pace. Per i diritti di tutti. La famiglia di Elisabeth aveva denunciato le condizioni disumane in cui lei e gli altri attivisti erano tenuti. A Catania, Polizia Municipale e agenti della squadra mobile assieme in piazza Università, dove questa mattina sono stati sequestrati circa 10 mezzi a due ruote non omologati. Tra questi uno è risultato rubato. Simona Mazzone. All'indomani dell'ingresso di nuovi 100 vigili urbani al comune di Catania si rinforzano i controlli nel centro storico, un posto di blocco operato da Polizia Municipale e Polizia di Stato per tutti quei mezzi a due ruote non conformi. Una decina quelli sequestrati, tra i fermati anche un extracomunitario con un ciclomotore risultato rubato che il giovane a suo dire avrebbe regolarmente acquistato. Stiamo facendo un controllo su quelli che sono questi veicoli che molta gente li considera come biciclette a pedalata assistita. In realtà non lo sono, perché la bicicletta a pedalata assistita è quel veicolo che cammina, cioè si mette in movimento con l'ausilio della forza delle gambe. Questi purtroppo a causa di modifiche o a causa di una sorta di pulsantino che ha una batteria,
funzionano anche senza l'ausilio della pedalata e quindi sono a tutti gli effetti da considerare dei motorini elettrici. Per chi trasgredisce le regole? Sequestro del mezzo con confisca. Le multe poi possono essere da 1 a un massimo di 5 in base al tipo di trasgressione. Oltre al sequestro del mezzo, sanzioni per ogni infrazione commessa, dall'assenza di casco e assicurazione alla mancata omologazione del veicolo fino all'alterazione del mezzo. Progetto esecutivo per il restauro conservativo delle facciate del Teatro Massimo Vincenzo Bellini e la riqualificazione della piazza antistante delle vie Teatro Massimo e Michele Rapisardi. L'intervento sul teatro per un importo di 3.290.000 euro è inserito nel piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali del Ministero della Cultura. E a proposito di riqualificazione, a Catania, grazie a un finanziamento del Governo nazionale, nell'ambito del decreto Caivano, il quartiere di San Cristoforo verrà riqualificato con un intervento che partirà a gennaio. In particolare l'opera riguarda via Playa, le strade che dal cuore della città conduce al mare. Simona Mazzone. Non fanno niente nulla. Buttando nani sembra così a stato. Chi vive qui è ancora incredulo, eppure il progetto esecutivo di rigenerazione urbana del quartiere San Cristoforo esiste. Finanziato dal governo nazionale nell'ambito del decreto Caivano. La gara d'appalto si terrà a novembre, i lavori cominceranno a gennaio. Sarà una boccata d'ossigeno per residenti e commercianti. Diamo un valore a questo bellissimo quartiere, a questo centro storico e soprattutto anche per noi commercianti. Da quanto tempo non si interveniva in questa zona? Ma qua da almeno 30 anni, da quando ne so io. Ma anche per i molti turisti che affollano in B&B, e sono tanti della zona che alloggiano qui per raggiungere la playa. Siamo solo di passaggio in realtà, però stiamo provando ad andare al mare. I marciapiedi verranno ampliati e realizzate piazzole di sosta e poi nuovi arredi urbani, verde e impianti di illuminazione. Dov'è il marciapiede? Qua, all'angolo dopo, dalle asse. Riqualificheranno la zona. Buona, è una cosa buona. Più che altro per i bambini per andare a scuola. Così non si rompono quando camminano. L'intervento interessa l'intero tratto compreso tra via Plebiscito e piazza Caduti del Mare. Qui i residenti hanno raccolto le quote e hanno provveduto da soli in passato a sistemare parte di quella che i catanesi chiamano tornicello. Siamo noi del popolo, del quartiere, ci stiamo impegnando a sistemare la piazza. Quando riguarda che abbiamo speso dei soldi di tasca nostra per sistemare tutto il resto. Che cos'è che realmente non va qui? Non funziona niente, perché forse siamo in un quartiere come San Cristoforo. A Messina si avvia alla conclusione la settimana della sicurezza, testata la capacità di risposta del sistema di emergenza in caso di terremoto. Vediamo con Francesco Triolo. La simulazione di un terremoto del 6° grado è stata l'ultima esercitazione prevista a Messina nell'ambito della settimana della sicurezza. L'iniziativa formativa e addestrativa rivolta ai cittadini e alle forze di intervento per testare la capacità di risposta operativa del sistema locale in caso di emergenza sismica, testando anche l'efficienza delle procedure, delle attrezzature e la cooperazione tra le diverse strutture coinvolte. Questa è una delle zone di ammassamento previste in caso di emergenza. Qui si dovrà ritrovare la popolazione se dovesse accadere un terremoto, ad esempio del 6.3 come è stato ipotizzato in questo caso. Qui siamo nello stand dei Vigili del Fuoco con questo corridoio di decontaminazione che viene utilizzato nel caso in cui dovesse esserci una zona contaminata e quindi è necessario indossare ad esempio una tuta come quella gialla. Insomma, ci sono tutti degli standard, dei protocolli che si devono seguire e che la cittadinanza deve conoscere nell'eventualità di una catastrofe. Quindi in questo momento lei sta visualizzando una mappa di geolocalizzazione dei portatili in VHF, che ovviamente qui in questo momento sono tutti qui i portatili, però quando andranno in dispersione localizzeranno la loro posizione. Dopodiché abbiamo le immagini del drone, c'è il pilota in questo momento che sta facendo una panoramica del campo e quindi siamo in grado di trasmettere le immagini in tempo reale anche in una postazione remota. Una settimana che ha visto diverse esercitazioni, come quella forse una delle più spettacolari dell'incidente al porto con feriti su un bus di croceristi e la risposta del sistema d'emergenza. E adesso la politica, lunedì a Palermo vertice della maggioranza convocato a Schifani. Con i voti segreti sono state bocciate decine di variazioni di bilancio. Spaccato il centrodestra, il governatore punta a ricucire e convoca la giunta per lunedì. Manlio Viola.
Sarà un vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione Renato Schifani per lunedì pomeriggio a Palazzo d'Orléans ad affrontare lo scontro in atto nel centrodestra siciliano. Il vertice ha il sapore della resa dei conti dopo il giovedì nero vissuto ieri a Stalla d'Ercole. Una giornata di scontri, tranelli, vendette trasversali e spaccature. Alla fine, poco dopo le 22, l'Ars ha approvato una finanziaria quoter falcidiata. 17 gli articoli bocciati, fra cui il finanziamento al film su Biagio Conte, i contributi all'editoria, i laghetti aziendali per gli agricoltori contro la siccità, i contributi per il rientro in Sud Working dei siciliani che lavorano per aziende del nord. Salva la stabilizzazione dei lavoratori dei consorzi di bonifica, l'IPAB di Paternò, l'esenzione dei canoni irrigui, i fondi per gli scavi archeologici. Ma la maggioranza si è spaccata trasversalmente. In aula Fratelli d'Italia, Autonomisti e Sud Chiama Nord, insieme alle opposizioni, fuori Lega, Forza Italia e DC, rientrati solo per il voto finale. Tenta di spegnere l'incendio scoppiato nella coalizione del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, che con un lungo post oggi nega di aver litigato con Schifani, al quale rinnova stima e affetto, ma manda frecciate all'assessore Alessandro Dagnino e all'ex meloniano, oggi azzurro, Marco Intravaglia. All'indomani del naufragio della manovra la situazione resta tesa e le accuse di tradimento volano da una parte all'altra del centrodestra. Davanti ci sono 3 giorni per stemperare gli animi in vista del vertice di maggioranza di lunedì. Adesso una breve pausa, poi parleremo di cibo e di artisti di strada. A tra poco. Ad Acireale torna la rassegna I colori del gusto, l'evento enogastronomico promosso dall'assessorato regionale al comune vedrà il centro storico della città barocca trasformarsi in una grande cucina a cielo aperto. Desiree Ferlito. Un incontro tra eccellenze siciliane per un appuntamento ormai imperdibile. Ad Acireale, in Piazza Duomo, dopo il successo dello scorso anno, ritorna I colori del gusto, dal 16 al 19 ottobre. La rassegna promossa dal Comune con l'assessorato regionale al turismo vedrà il centro storico della città barocca trasformarsi in una grande cucina a cielo aperto, con angoli show cooking e chef stellati rinomati. Ci saranno appunto tante attività di degustazione, tanti show cooking, si parlerà appunto dei prodotti tipici siciliani, dell'olio, del vino, di quello che effettivamente la Sicilia produce e produce PIL, quindi ricchezza. Un programma ricchissimo, chef e pizzaioli riconosciuti nel panorama internazionale, pronti a raccontare la Sicilia attraverso i loro piatti. Masterclass su vino, olio e birra a cura dell'Associazione Italiana Sommelier per un viaggio sensoriale unico. Degustazioni e poi il convegno Dalla terra alla tavola, modelli sostenibili per le eccellenze agroalimentari del territorio, con al centro 3 protagonisti della tradizione siciliana: formaggio, olio e vino. Un appuntamento che unisce gusto, cultura e innovazione. Teatro, musica e giocoleria a Ragusa con acrobati e clown. Ibla Baskers torna tra le vie barocche della città per regalare al pubblico emozioni e tanta allegria. Veronica Barbarino. La mongolfiera di Ibla Baskers torna a sollevarsi simbolicamente nel cielo di Ragusa, spinta dal soffio di sogni, arte e poesia in un volo ideale che quest'anno abbraccia l'intera città, da Ibla a Ragusa Superiore, portando nei 2 centri storici meraviglia e stupore. La 30ª edizione del Festival Internazionale degli Artisti di Strada ha infatti preso il via in Piazza Pola a Ragusa Ibla, riaccendendola di meraviglia. Acrobati, clown e suoni antichi hanno riportato il pubblico dove tutto ebbe inizio. Fino a domenica, oltre 70 performance tra musica, teatro e giocoleria faranno vibrare le vie barocche della città, trasformandola ancora una volta in un palcoscenico diffuso, in cui si intrecciano emozioni, desideri e risate che sanno di libertà. Adesso una breve pausa e poi il calcio.
Eccoci al calcio, la rifinitura del Catania in Campania per affrontare al meglio la trasferta di Giuliano. Il tecnico Mimmo Toscano può contare sul recupero di diversi giocatori e la rosa ampia può essere un vantaggio per i rossazzurri. Francesco Triolo. La testa al Giuliano, nulla di altro né alla Salernitana né al Benevento che verranno. Il Catania da oggi in Campania per preparare la sfida di domani. Una partenza anticipata per permettere al gruppo di smaltire le fatiche del viaggio. La rifinitura darà a Mimmo Toscano la possibilità di valutare al meglio la condizione di diversi giocatori, ma il tecnico già sorride perché ha recuperato quasi tutti gli infortunati e potrà contare anche ad esempio su Aloi e Rolfini. Quest'ultimo non era mai stato convocato. Una ampia possibilità di scelta che Toscano ha evidenziato nel presentare il match di domani. Noi abbiamo dimostrato che quando siamo stati forti in panchina abbiamo vinto le partite, che vuol dire che tutti sono coinvolti, che tutti vogliono determinare, che in partite che magari devi alzare il livello e continuare a tenere alto il livello della partita l'hanno fatto. Le partite si vincono là, con i 16 calciatori, e oggi questa squadra sta dimostrando che c'è da quel punto di vista. Poi ci sono strategie che difendi a 4, come domenica in certe situazioni abbiamo difeso a 4, poi a 5 con un blocco basso, che difendi a 3, se ti vuoi rischiare qualcosa in avanti, dipende tanto dall'approccio, dall'atteggiamento e quanto voglia ci mette per vincere la partita. Il tecnico ha anche sottolineato come alcuni giocatori possono garantire anche più opzioni tattiche. Lunetta ad esempio può ricoprire diverse zone del campo e giocare anche da punta centrale. La difesa può essere a 3, a 4, a 5 in base alle situazioni. Il recupero degli infortunati garantisce maggiori opzioni. Sosta di campionato ma lavoro intenso per il Palermo in vista del match del 19 ottobre contro il Modena. Si ferma Bani, per lui un mese di stop. Marco Gullà. C'è la sosta per le nazionali e il Palermo ne approfitta per ricaricare le batterie in vista della ripresa. Giorno 19 al Barbera arriva il Modena capolista e i rosanero hanno già acceso la freccia per il sorpasso. Non ci sarà Bani, per lui l'infortunio è più serio del previsto. Gli esami strumentali hanno evidenziato un'elongazione al flessore della gamba sinistra, costringendo il Palermo a fare a meno del suo leader difensivo per diverse partite. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese. Il rientro del difensore potrebbe avvenire dopo la sosta di novembre, in occasione della gara contro la Virtus Entella. Nel frattempo Bani dovrebbe saltare gli incontri con Modena, Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia. I tempi potrebbero ridursi in caso di una buona risposta del giocatore alle terapie riabilitative, ma essendoci una sosta è probabile che Inzaghi non ne rischi nulla. Da capire invece se Ranocchia sarà a disposizione. Il centrocampista è mancato nelle ultime 3 partite per infortunio ed è ormai sulla via della guarigione. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.